scomodare tutta la Bocconi per fare una manovra di tasse che poteva fare tranquillamente il ragionier Ugo Fantozzi, e di questo abbiamo parlato con Luca Zaia, presidente del Veneto, appena arrivato qui nella nostra intervista della domenica. Sentiamolo. Come è andata ieri l'incontro? Beh, direi che è andato come volevamo, abbiamo avuto informazioni rispetto alla manovra, abbiamo parlato con la persona giusta, visto e considerato che è il ministro che si occupa di manovra. La manovra come? La manovra è macelleria sociale pura, nel senso che questa è una manovra ragioneristica, non ci volevano professori per pensare di tagliare in questa maniera. Di fatto si taglia in maniera pesante, preponderante, e soprattutto si chiedono un sacco di sacrifici ai cittadini. A 2 regioni cosa tagliano? Parallelamente non vedo impegni rispetto alla promozione dell'economia. E alle regioni le grandi preoccupazioni sono relative al trasporto pubblico locale, alla sanità, e comunque un atteggiamento che non condividiamo, che è quello che comunque sempre la solita gallina dalle uova d'oro deve fare le uova. Ma cos'è cambiato tra il governo Berlusconi e questo? Beh, direi anche l'atteggiamento, visto e considerato che da quel che abbiamo capito ieri non ci sono elementi di trattativa. C'è stato risposto che i conti sono messi male e loro sono lì chiamati a fare il loro dovere da professori.